Benvenuti a un nuovo appuntamento con Radio Chef. Anche questa settimana insieme a Promoturismo FVG andiamo a scoprire gli appuntamenti da non perdere in regione che parlano del nostro territorio e delle sue eccellenze. L'appuntamento assolutamente più importante da segnare in calendario questo fine settimana è ovviamente quello con Cucinare, dove saremo presenti anche noi, anche con Radio Chef e i nostri show cooking, ma ci sarà anche AgriFood. E infatti qui con noi abbiamo proprio il direttore Pierpaolo Rovere. Benvenuto, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie. Per raccontarci le numerose iniziative che anche quest'anno porterete proprio alla fiera di Pordenone, dove sarete presenti con ben 15 aziende. Il padiglione sarà il 5 bis Ter a fianco proprio dell'area eventi, ma adesso le lascio la parola perché siamo veramente curiosi di scoprire le bontà che ci porterete, ma anche e soprattutto le aziende che ci raccontano storie e storie del territorio. Sì, buongiorno. Allora, per noi è l'inizio della stagione, perché questa è la prima fiera collettiva che viene fatta durante l'anno, Cucinare, all'interno di Ortogiardino, come giustamente diceva, e in questo caso ci saranno 15 imprese del territorio, che sono tutte, io sono Friuli Giulia, quindi sono imprese che si impegnano nella sostenibilità propria, ma anche hanno un forte rapporto con la nostra comunità locale. Quindi parliamo di imprese che sul territorio sono presenti da anni e che presentano dei prodotti tipici dei nostri territori. Andiamo sicuramente a parlare di prodotti che spaziano dal mondo dei prodotti da forno, quindi prodotti che possiamo trovare quotidianamente sui banconi dei distributori della grande distribuzione, oppure parliamo anche di particolari tipo l'olio d'oliva del Friuli Giulia, che sono dei prodotti un po' di nicchia ma che stanno creando un forte valore proprio sul nostro territorio. Quindi per noi è la prima fiera collettiva di quest'anno, quella all'interno di Cucinare, e saranno presenti 15 delle nostre imprese che sono Friuli Giulia, che rappresenta il loro impegno sulla sostenibilità a livello della nostra regione, ma anche il loro rapporto col territorio. Quindi ci parlano di prodotti, come giustamente tu hai detto, del nostro territorio, che sono sia tradizionali che innovativi. Quindi avremo sicuramente le classiche cantine con i loro prodotti, quindi passiamo di Basic Wines, oppure anche prodotti nuovi come quelli del liquorificio Susanna, che si sbizzarrisce nell'interpretare tutte le erbe delle nostre montagne in tutte le loro declinazioni. Poi avremo anche prodotti di nicchia, quali Corte Tomasin con il suo olio di oliva targato di Friuli Venezia Giulia, ma avremo anche le birre e anche sicuramente i prodotti orticoli, quindi i vegetali di stagione, ma anche quelli conservati, per poi passare sicuramente alla pasticceria e anche ovviamente all'immancabile frutto. Quindi abbiamo una carrellata di prodotti veramente interessante e gli imprenditori che ci raccontano del loro territorio. Beh, è un appuntamento assolutamente da non perdere, come lo ricitiamo lo show cooking di sabato 14 marzo dalle 13 alle 14, quindi ci sarà l'opportunità di partecipare anche a questo, oltre che a tanti piatti ottimi preparati proprio dalle aziende che saranno presenti. Eh sì, le aziende presenti ovviamente faranno assaggiare a chi vorrà acquistare i loro prodotti, come sempre avviene, ma sì, avremo anche la compagnia dello chef Mariutti, che interpreta alla grande il territorio, specialmente il territorio del Pordenonese, che ha preparato per l'occasione uno show cooking con due piatti o due, diciamo, combo, come si dice adesso, di forte interesse, che sono le patate cotte nella birra, accompagnate con l'aglio vittoriale del fricuz, e sicuramente un piatto forte è la cheesecake al sambuco, che è davvero eccezionale. Quindi veramente uno show del territorio a 360 gradi. Eh sì, è anche una bella opportunità per accrescere la nostra cultura enogastronomica e trovare i prodotti a chilometro zero, capire anche il valore di quello che viene proposto, perché ogni storia poi effettivamente ci fa capire quant'è la strada, lo sforzo e l'impegno delle aziende per portare in tavola determinati prodotti. Certo, certo, e questo è anche l'impegno nostro. Voi considerate che l'anno scorso abbiamo anche, diciamo, aperto la forte collaborazione con la grande distribuzione locale, per cui molti di questi prodotti ormai si trovano anche nei negozi alimentari di tutta la regione, fra cui quelli sotto casa. Basta cercare quelli che ricordano il marchio sulla loro etichetta e sappiamo che sono prodotti del territorio, che raccontano una storia del territorio e che raccontano l'impegno dei nostri imprenditori per quel territorio.
Assolutamente, è proprio così. Allora ricordiamo che AgriFood vi aspetta alla fiera cucinare per tutta la durata della fiera, quindi questi 2 fine settimana, sabato e domenica dalle 9:30 alle 19, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19. Io ringrazio davvero Pierpaolo Rovere che è stato qui con noi, ci ritroviamo in fiera allora Pierpaolo. Certo, certo, ci vediamo là, noi saremo là come lei diceva dalle 14 alle 19 ogni giorno, ci sarà anche il nostro banco, quindi chi vorrà sapere qualcosa di più anche in generale sulla nostra attività sul territorio e anche su quello che fa promotorismo con noi a supporto di queste filiere produttive, sicuramente ci troverà là e noi glielo potremo raccontare. Verremo assolutamente a trovarvi, vi ricordo che sul sito anche della Fiera di Pordenone, turismofvg.it, trovate anche tutte le informazioni e il programma dettagliato. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Grazie anche a lei, saluti.